pomeriggio fantastico per il rugby mogliano, quello passato giovedì pomeriggio in compagnia di Diego Dominguez. Il campione italo-argentino ha reso felici moltissimi giovani atleti del Mogliano Rugby, dirigendo il loro allenamento e dispensando consigli tecnici ed attitudinali fin dalla fase di riscaldamento. Un'ora abbondante di passaggi, prese al volo, placcaggi e per finire partitella in famiglia con Diego, sempre costantemente prodigo di sollecitazioni e spiegazioni. Foto di rito e firma di autografi con tutti i giocatori e poi di nuovo all'opera per una sessione dedicata esclusivamente ai calciatori. Per l'occasione sono stati invitati a partecipare all'evento anche alcuni ragazzi del Junior Rugby Venezia Mestre e del San Donà. Anche in questo caso dimostrazioni pratiche e correzione dei difetti nell'esecuzione dei calci di spostamento, dei kick-off, dei drop e dei calci piazzati, ai quali hanno partecipato tra gli altri Niccolò Fadalti, Matt Cornwell ed Enrico Indrizzi. Dominguez ha dispensato elogi per la struttura degli impianti del Quaggia e per il tipo di società che ha trovato ad accoglierlo. È una bellissima esperienza, io lo faccio molto volentieri questo, è una passione e sai, formare i giovani è un sacrificio, lo dobbiamo fare tutti perché è la chiave perché il futuro sia bello per tutti e quando tu formi bene i giovani ti arrivano buoni giocatori e la squadra poi vince e tutti si divertono. È molto importante formare, questo è un club molto formatore, stanno facendo un bellissimo lavoro qua a Mogliano, Veneto, ho visto un bel gruppo e mi sono divertito tantissimo, veramente con questi inviti a passare il pomeriggio con i bambini, con i giovani, adesso prenderemo i calciatori, è una cosa che lo faccio molto volentieri, lo faccio con passione, mi piace e niente, io vi auguro un ottimo anno, finire quest'anno come state facendo in maniera splendida, siete terzo o quarto in classifica, terzi con una squadra giovane che vince, che gioca bene, che fa divertire, che si divertono, questa è la cosa bella da vedere. Avete un bel futuro davanti, tanti giovani e quella è la cosa importante, che si divertano, che si formino bene, buoni giocatori di rugby e buone persone. Sicuramente Diego porta anche la sua grande professionalità, ha iniziato col dire ai ragazzi che nell'ora e mezza che si allenano bisogna parlare solo ed esclusivamente di rugby, perché questa deve essere l'impegno e la serietà quando vengono in un campo da rugby. Chiaro, non tutti un giorno saranno dei campioni, ma quando loro mettono impegno a iniziare nel campo da rugby, poi lo metteranno nella vita e sarà una frase detta e ridetta, però mi sento di dire che il rugby comunque è una scuola di vita. Adesso se riesco a portare altri giocatori, allenatori diversi da quelli abituali, non perché sono più bravi o meno bravi, ma perché i ragazzi devono capire da ognuno, devono ricevere un feedback magari di Diego, la grande professionalità, la voglia di vincere sempre, di sfidare a quelli grandi e grossi, perché lui, ricordiamo che ha giocato nell'epoca dei grandi e grossi e non è assolutamente né grande né grosso, e di punti e di giocate buone le ha fatte, vorrei precisare questo, per cui dopo cercheremo di trasmettere ai ragazzi il più possibile questa voglia di vincere e questa voglia di impegnarsi sempre, che dopo sarà molto importante anche per la vita.